Ben ritrovati a Verona Economia, abbiamo un'altra sindaca ospite con noi questa sera, la salutiamo subito, la ringraziamo per essere con noi, Roberta Tedeschi di Povegliano Veronese. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Abbiamo ospite Roberta Tedeschi perché a Povegliano è nata una nuova iniziativa, un centro tamponi dedicato al mondo della scuola. Andiamo a vedere velocemente sul sito dailyverona.it, eccolo qua, inaugurato il centro tamponi per la scuola a Povegliano, è in via Fratelli Rosselli 3, nei locali del Circolo Anziani, è un centro tamponi temporaneo dedicato in questo caso esclusivamente al mondo della scuola, si accede solo con le prescrizioni insomma per i giovani cittadini che purtroppo si devono sottoporre al tampone. Allora sindaca, come è nato questa idea, questa proposta? Come mai c'era bisogno di un centro tamponi anche a Povegliano? Sì, allora guardi, l'idea è nata in modo molto semplice e casuale, nel senso che in seguito a delle riunioni che abbiamo fatto con i dirigenti dell'ASL tra tutti i sindaci della provincia di Verona, ho sentito proprio la necessità, in seguito all'aumento, anche la previsione dell'aumento dei casi, di fornire un servizio ai cittadini di Povegliano, in particolar modo al mondo scolastico. Appunto l'idea è proprio sorta e poi si è concretizzata proprio perché avevamo tempo fa attivo presso il nostro paese un centro prelievi molto all'avanguardia per cui sostanzialmente abbiamo utilizzato la struttura e tutto il personale del vecchio centro prelievi a disposizione della cittadinanza, in particolar modo del mondo scolastico. Quindi è nata proprio anche dalla esigenza appunto di tante classi a casa segnalate dalla nostra dirigente, quindi proprio da questo, in modo proprio semplice, ecco. Certo, e però come appunto già diceva c'è stata una bella disponibilità anche da parte di associazioni e volontari del territorio per mettersi a disposizione in questo caso. Quindi dopo 2 anni di pandemia che hanno messo anche in difficoltà le relazioni sociali, le relazioni sul territorio, rimettere in moto una macchina come un centro tamponi che comunque ha anche una certa serietà, insomma non è una cosa che si fa così dal giorno alla notte, è importante, è un bel segnale anche per la comunità questo. È un segnale veramente importante, infatti io sono veramente grata a tutti i nostri volontari, tra cui ricordo che chi esegue i tamponi sono proprio 3 medici, supportati da 3 infermieri e anche da, da 10 persone che seguono l'amministrazione formati presso l'ASL di Bussolengo, nel momento in cui ovviamente l'ASL 9 ci ha messo a disposizione, ci ha dato la disponibilità per l'apertura. Quindi personale assolutamente qualificato e tra l'altro anche viene svolto presso il centro anziani che ha anche un bel giardino, un bel posto di accoglienza, quindi davvero siamo fortunati e siamo fortunati anche perché ci ha dato la disponibilità come supporto il nostro gruppo Alpini di Povegliano, sempre vicino, devo dire, al mondo, a tutto il mondo del volontariato, ma soprattutto quando si tratta di bambini e anche il gruppo Anteas che è ospite nel nostro centro anziani e la protezione civile sia di Povegliano che del comune di Vigaso. Infatti ringrazio davvero anche il sindaco Editosi della disponibilità, davvero. Ecco, quindi ricordiamo tra l'altro il servizio attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16:30 e l'accesso è riservato a chi deve sottoporsi allo screening per motivi scolastici. Oltre al centro tamponi, che sicuramente è una bella iniziativa, dopo 2 anni di pandemia, dicevamo, ovviamente la cittadinanza è provata, ma i suoi cittadini, i gruppi che ci sono sul suo territorio, come stanno vivendo questa fase che finalmente sembra essere di ripartenza, insomma la vaccinazione oramai è molto estesa nella popolazione, c'è uno spirito, c'è una voglia di ripartire con un po' di ottimismo o c'è ancora la difficoltà ovviamente di 2 anni di pandemia che purtroppo non sono ancora finiti? Ma allora un po' di ottimismo
io mi auguro che ci sia e un po' lo percepisco. Non nascondo che però c'è anche molto timore da parte mia e da parte dei colleghi dell'amministrazione, molta preoccupazione, tanto è vero che noi ci siamo insediati recentemente con l'elezione di ottobre e uno dei nostri obiettivi è stato quello, tra l'altro, di istituire un assessorato alla solitudine proprio per venire incontro anche a queste problematiche, insomma, quindi davvero sentiamo molto vicina la problematica, soprattutto rivolte a giovani e anziani. Ecco, la mia preoccupazione è sempre rivolta a loro perché soprattutto per i giovani, i bambini, non vivere la possibilità di andare liberamente a scuola tutti i giorni e anche di fare attività sportive o comunque attività ricreative in modo libero è veramente molto limitante ed è una delle mie preoccupazioni che sto seguendo con tutti i colleghi in modo molto molto attivo, devo dire. Sicuramente questa è un'esigenza, tra l'altro colgo l'assist perché questa sera avremo ospite anche la riconfermata segretaria della FNP CISL Veneto, il sindacato dei pensionati, sicuramente anche con lei avremo modo di trattare questi temi. Intanto ringraziamo Roberta Tedeschi per essere stata con noi questa sera, per averci dato anche la notizia di questa bella iniziativa che sta nascendo, che è nata, anzi oramai è già ben attiva a Povegliano, e quindi un augurio a lei e ai suoi concittadini. Arrivederci. Arrivederci, grazie dell'ospitalità, buona serata. Arrivederci. E prima di passare alla musica abbiamo la rassegna dal sito Verona Economia con le notizie del giorno, poi di nuovo un po' di musica e poi torniamo con Verona Economia. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Verona Economia. Vediamo insieme le notizie del giorno e apriamo la rassegna stampa di oggi con i fondi alle infrastrutture in vista delle Olimpiadi. 61 milioni per la variante Buttapietra Verona. Raggiunto l'accordo tra le regioni coinvolte nei Giochi di Milano Cortina 2026. 324 milioni il finanziamento dello Stato, di questi 81 al Veneto. Ministero, Regione e ANAS sostengono i lavori della variante SS12 Buttapietra Verona. La spesa ammonta a 145 milioni di euro. Andiamo avanti con Corvina Manifesto. Torna la rassegna del Chiaretto di Bardolino. Dopo 2 anni di assenza causati dalla pandemia, riparte il calendario di eventi dedicato al vino rosa veronese. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio si riparte con la rassegna. Quest'anno una location d'eccezione. Le degustazioni verranno proposte negli spazi dell'Istituto Salesiano Tusini, un centro di formazione per giovani operatori della filiera del vino. Proseguiamo con CGIL Veneto. Ferrari, troppi morti sul lavoro, la regione deve intervenire. CGIL Veneto scrive a Zaia per chiedere più ispezioni e regolarizzare i cantieri. Dilagano infatti su appalti a causa del ricorso massiccio ai bonus edilizi. Il modello produttivo regionale non può basarsi su una strage, è l'allarme lanciato dal segretario Cristian Ferrari. Proseguiamo con il Veneto che punta dritto agli Emirati Arabi, incontro tra i vertici economici regionali e quelli di Dubai. L'assessore Roberto Marcato ha guidato una delegazione veneta a Dubai per tessere una rete di collaborazione economica. Insieme a lui maggiori rappresentanti del comparto regionale. Grande occasione per le imprese, commenta l'assessore. È necessario fare sistema per proiettarci nel mondo e nel futuro. In chiusura con Agricoltura 100, il vino veneto premiato per sostenibilità sociale ed economica. L'iniziativa di Reale Mutuo e Confagricoltura fa tappa alla seconda edizione e promuove le eccellenze green di tutto il paese in un'ottica di economia di rilancio. Grande successo per 2 aziende venete premiate per la gestione del rischio e la protezione dei lavoratori. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, linea allo studio.